Raggruppati tutti i soggetti che si occupano delle fasce d'età 0-17, la Regione ha già pronto il piano per la ripartenza. Perché noi usciremo con un provvedimento che non è più solo 06 ma 017, quindi includendo tutta la parte di prima infanzia e tutta la parte poi dei centri estivi, fattorie didattiche, tutto quello insomma fino ai 17 anni. Il documento è stato oggetto di discussione ieri, di presentazione nel comitato tecnico che abbiamo detto si è costituito a livello di conferenza di regioni, che vede 5 regioni e il Veneto è coordinatore con la dottoressa Russo, la prevenzione. Le altre regioni sono Emilia, Lombardia, Toscana e Campania. A breve il nuovo incontro, perché sono le stesse regioni che stanno preparando le linee guida per attrezzature, parchi giochi, parchi divertimento, centri sociali. Documento che trae spunto dalle linee guida nazionali del Ministero per la Famiglia e che nella riapertura non prevederà alcuna autorizzazione comunale, viste quelle già preesistenti, ma, e questo è importante, in materia di anticontagio richiamerà a un patto di responsabilità sulla sorveglianza dei bimbi. Poi vedremo strada facendo l'evoluzione epidemiologica rispetto anche ai rapporti che sicuramente sono, lo sappiamo, penalizzanti, quindi rispetto operatore bambino per le fasce di età e quant'altro.